hashtag, clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Come back. You the people have the power. Va ora in onda Come Back. Rolling, 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 rolling. Move 'em on, hit 'em up, move 'em on, rawhide, cut 'em out. Buonasera, ben trovati da Stefano Graziosi su Comeback, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato, come sapete, alla politica statunitense, quelli che sono i meandri di Washington e soprattutto le dinamiche della presidenza Trump. Questa settimana è stata, dal punto di vista della politica americana, una settimana piuttosto importante. Perché? Perché le primarie, il processo delle primarie che accompagna poi vari candidati democratici e repubblicani verso la lotta per la conquista delle rispettive nomination, entrambi i partiti, è entrata questa fase, dicevo, nel vivo. La settimana passata, ricorderete, Donald Trump aveva formalmente annunciato la corsa per la rielezione. Questa settimana, in particolare mercoledì sera e giovedì sera, si sono tenuti i primi due dibattiti televisivi tra i candidati democratici. I dibattiti sono stati ospitati, organizzati dalla NBC News a Miami, in Florida. Una scelta del resto non casuale. Anche Trump, ricorderete, settimana scorsa ha fatto il suo annuncio per la rielezione proprio in Florida, perché la Florida sarà nel 2020, come lo è quasi sempre, uno stato dirimente per arrivare alla vittoria, per conquistare la Casa Bianca. Due appuntamenti, dicevamo, che si sono resi necessari per il semplice fatto che i candidati in lizza, i candidati democratici in lizza, sono più di 20. Il Comitato Nazionale, quindi del Partito Democratico, ha organizzato, ha fissato tutta una serie di complicatissimi criteri per stabilire chi avesse diritto a partecipare. Criteri tutto sommato abbastanza blandi, onde consentire a quasi tutti di prendere parte sul palco, appunto, al confronto televisivo. 10 candidati sono andati mercoledì sera e altri 10 giovedì, questa stessa notte. Per 2 ore di dibattito, sia di mercoledì ovviamente che di giovedì.
Che cosa è emerso da questi confronti? Beh, diciamo che a livello generale possiamo dire una cosa con un certo margine di certezza e di sicurezza, vale a dire che la situazione che si sta profilando all'interno del Partito Democratico americano è tutt'altro che rosea. È vero, i sondaggi che sono fioccati nelle ultime settimane, negli ultimi stessi giorni, hanno registrato Trump in difficoltà contro praticamente quasi tutti i 20 candidati, o comunque quelli più importanti, i veri e propri big, ma anche diciamo quelli che scalpitano per arrivare alla statura di big. E però, voglio dire, al di là di questo, quanto emerso in queste 2 serate non lascia ben sperare che quantomeno nel breve termine il Partito Democratico riesca ad entrare in carreggiata, a darsi una linea tutto sommato unitaria e soprattutto ad individuare, non dico già un candidato perché è troppo presto, però comunque a sfoltire questa foltissima folla di concorrenti che sicuramente insomma non dà al partito, non fa fare al partito una figura troppo bella, mettiamola così. Queste sono le primarie democratiche più affollate della storia, ben più affollate di quelle del 1976 che avevano 16 candidati, più affollate quindi anche di quelle del 1972 che ne avevano 15, per cui era impellente che attraverso questi 2 dibattiti, appunto dicevo, non che si arrivasse subito a capire chi avrebbe sfidato Trump nel 2020, però che insomma si iniziasse anche a capire chi potesse essere fatto fuori abbastanza celermente per arrivare poi a una corsa di primarie, come dire, abbastanza normale, 10, 15 candidati al massimo, ma 20 erotti o 20 comunque non è proprio il massimo. E questo però diciamo non si è verificato perché salvo qualche piccola novità, una in realtà abbastanza grande ma è l'unica se vogliamo, in realtà i rapporti di forza fotografati dai sondaggi tra i vari candidati in questi ultimi mesi più o meno sono rimasti gli stessi, il che vuol dire che in un certo senso la palude resta quella, insomma non ci sono le acque, non si sono smosse più di tanto. Tra l'altro i democratici hanno un problema atavico e questi dibattiti lo hanno esemplificato una volta di più, sono in forte difficoltà nell'attaccare Trump. Direte voi, ma che dici? Trump è sempre sotto attacco da parte di chiunque. Questo è vero, che Trump sia sempre sotto attacco è ovviamente vero da parte dei democratici e anche normale da parte dei mass media, insomma, però quello che voglio dire io è che non riescono a centrare il bersaglio, non riescono a portare avanti una critica coerente e concreta. E questo io credo abbia una serie di spiegazioni, ma soprattutto una è un elemento di cui abbiamo parlato a più riprese nel corso di questi mesi in questa trasmissione, vale a dire Donald Trump, da quando si è di fatto candidato nell'ormai diciamo lontano 2015, è stata una figura, si è rivelata una figura capace di sottrarre ai democratici i loro stessi cavalli di battaglia. E quindi sentire oggi, o comunque ieri e l'altro ieri, esponenti del Partito Democratico, come la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren o il senatore del Vermont Bernie Sanders, accusare Trump di essere al servizio praticamente delle big corporation, di non avere piani, di non avere l'obiettivo di arginare per esempio il fenomeno della delocalizzazione della produzione industriale, lascia un po' a desiderare, perché in realtà questi elementi non si attagliano a una critica effettiva e coerente nei confronti di Trump, un presidente che avrà 1000 difetti ma che ha sempre cercato di evitare
la delocalizzazione della produzione industriale, ha sempre cercato di riportare l'industria americana, ma anche estera, a produrre direttamente sul suolo statunitense. Ricorderete i battibecchi con General Motors per il Michigan, ma non solo General Motors, eccetera. Quindi questo è un tipo di politica, di linea politica, lo stesso protezionismo di Trump, tanto spesso criticato, i famosi dazi contro la Cina, hanno questo tipo di significato qui, cioè giusti o sbagliati che siano, efficaci o meno che siano, l'obiettivo del presidente è quello di tutelare i posti di lavoro nazionali, l'industria tradizionale nazionale, cioè sono battaglie queste, vi rendete conto che viste da un americano sono battaglie di sinistra, sono battaglie un tempo appannaggio del Partito Democratico, non certo del Partito Repubblicano. Quando Trump mette i dazi su qualcosa, pensate soltanto all'escalation commerciale con la Cina, vedremo se domani si arriverà a un accordo, c'è il G20 a Osaka con Xi Jinping, ma comunque quando Trump mette dei dazi su qualsiasi cosa, cinese o non, molti, non tutti, ma molti esponenti del Partito Repubblicano storcono il naso, laddove molti democratici, magari provenienti da determinate aree come il Michigan, come la Pennsylvania, sono a lui favorevoli, e questo vorrà pur dire qualcosa. Inoltre c'è l'altro dato fondamentale da tenere presente, e anche questo l'abbiamo ripetuto spesso nella trasmissione, cioè che i dati economici, gli indicatori economici attualmente in America, vediamo la crescita del PIL, vediamo il tasso di disoccupazione ai minimi, eccetera, sono in questo momento ampiamente favorevoli al presidente, e quindi questo stato di cose ha posto i democratici in una situazione di svantaggio, per cui non sono stati, come dire, non avevano la possibilità di attaccare il presidente su un terreno che di solito risulta molto florido negli attacchi da parte appunto dei candidati avversi. Spesso e volentieri le primarie, ma questo è un dato storico, si concentrano proprio sulle tematiche economiche, strettamente economiche. Queste 2 sere non si è parlato effettivamente di economia, sì, qualche cenno, ma non è stato questo, come dire, il centro dei 2 dibattiti. Si è parlato molto di tematiche sociali, di welfare state, si è parlato di diritti civili, si è parlato di sanità, si è molto di sanità, e questo sicuramente è stato un tema interessante, si è parlato molto di immigrazione, di ambientalismo, però ecco, economia pura, ma anche politica estera, assolutamente no, e questo diciamo è una cosa anche un po' strana sotto certi aspetti, perché è come se i democratici facessero fatica, e questo in generale, facessero fatica a risintonizzarsi, no? Con le esigenze di quello che alla fine è il paese reale, ma non in senso astratto. Io mi riferisco soprattutto a quelle fasce elettorali che storicamente votavano democratico, che storicamente hanno quasi sempre votato democratico e che nel 2016 hanno invece optato per Donald Trump, e parliamo quindi degli operai della Rust Belt, parliamo della classe media impoverita. Questi un tempo erano tutti bacini elettorali del Partito Democratico, rispetto a cui però oggi i democratici fanno fatica, ecco, a trovare come dire, un punto di contatto effettivo, laddove provano, ecco che insomma non è che ci riescano. Dicevamo prima, criticare Trump sulle big corporation, ora non è che si può dire che Trump sia un presidente avverso alle grandi industrie, grandi colossi economici e finanziari, però non è neanche totalmente, come dire, non è neanche totalmente prono. Pensate semplicemente ai battibecchi costanti che questo presidente americano ha avuto negli ultimi mesi, negli ultimissimi anni, con un gigante come Amazon. E la polemica contro Amazon non è
come dire, una caratteristica del solo Trump. Anche diversi esponenti democratici, a partire proprio da Elizabeth Warren, a partire proprio da Bernie Sanders, hanno sovente criticato Amazon, magari talvolta per motivazioni diverse. Sanders critica Amazon per l'orario di lavoro, diciamo soprattutto poi per la questione salariale, eccetera, però sono paradossalmente, se vogliamo, nemici comuni, e questa situazione ulteriormente ci fa vedere come a livello generale Trump abbia sottratto ai democratici svariati loro fondamentali dirimenti, oserei dire cavalli di battaglia, e questo è un tema di fondamentale importanza da tener conto in vista delle prossime elezioni. Perché? Perché alla fine in questi due dibattiti si è parlato molto in parte almeno, di aborto, di diritti civili, di diversità di genere, per carità, argomenti anche importanti, però capite bene, ecco, l'operaio del Michigan di questi argomenti qui che cosa se ne fa essenzialmente. La classe media impoverita e anche abbastanza arrabbiata non va a votare in America, diciamo così, su input di questo tipo di tematiche. Io mi aspettavo molto si parlasse appunto di classe operaia, si parlasse di commercio internazionale. Qualche cenno ovviamente c'è stato, ma cioè cose abbastanza irrilevanti. Il commercio internazionale sarebbe stato proprio un tema interessante, perché lì appunto i democratici dovrebbero scegliere se stare o meno dalla parte di Trump, con tutto quello che ne conseguirebbe nell'uno e nell'altro caso. Ripeto, diversi senatori democratici, io penso soprattutto a Sherrod Brown, senatore dell'Ohio, o a Bob Casey, senatore sempre democratico della Pennsylvania, che dal 2018 sulla Cina danno ragione apertamente a Trump. Quindi ecco che è ovvio che i democratici sul palco, che dovevano per forza attaccare Trump per motivi, come dire, di principio, però si sono trovati in un fortissimo imbarazzo, e questo è stato, secondo me, uno degli elementi che ha, come dire, raffrenato, coartato, impedito che si arrivasse a parlare di qualcosa, come dire, di effettivamente di interesse a quelle classi sociali lì. Un tema anche fondamentale come quello dell'immigrazione, che è stato trattato, questo sì, in modo abbastanza, come dire, approfondito, sia nel primo che nel secondo dibattito, però è stato trattato in un modo, come posso dire, molto politicizzato. Non si è andati nel concreto delle situazioni, non si è andati a capire come il flusso migratorio, sapete, lì c'è tutta la questione della migrazione dal sud, dal Messico, il famoso muro al confine con il Messico, tutta la questione anche securitaria per quanto riguarda il traffico di droga, ma poi più in generale c'è tutto il dato socio-economico della migrazione, c'è tutto un elemento che insomma sta molto a cuore ai colletti blu della Rust Belt, che insomma temono profondamente l'immigrazione clandestina in quanto foriera di manodopera a basso costo, e quindi insomma in un certo qual modo di concorrenza sleale ai propri danni. Questi temi non sono stati minimamente affrontati, si è preferito trattare l'immigrazione in un modo politicizzato, non contestando Trump nel merito e nell'efficacia delle sue politiche, critiche per carità anche legittime, ma si è preferito appunto fare una battaglia ideologica definendo Trump un razzista, definendolo disumano, e quindi proponendo essenzialmente da parte di molti candidati, magari non di tutti, ma di molti candidati, una politica migratoria, come dire, più o meno delle porte totalmente aperte, in modo un po' acritico, se vogliamo. Quindi tutti questi fattori fanno vedere che il Partito Democratico in questo momento è abbastanza in subbuglio. Le liti interne sono numerose, in parte, va detto, sono anche fisiologiche in sedi primarie,
però ecco, non è un ambiente molto tranquillo quello che si respira in Casa Democratica in questo momento, è un ambiente irrequieto, è un ambiente molto molto rissoso, si registra un certo astio, se vogliamo, che serpeggia un po' ovunque. Siamo arrivati a questa situazione di più di 20 candidati in lizza perché da diversi anni il Partito Democratico è al suo interno diviso da una dialettica fratricida tra le correnti del centro e le correnti della sinistra. Adesso siamo arrivati al paradosso che il centro è praticamente scomparso, senza una vera e propria voce. Parleremo a breve, nella seconda parte della trasmissione, di Joe Biden e del suo fallimento totale nel dibattito di questa notte appena trascorsa. Ma adesso, dicevo, la dialettica, il contrasto, il caos è entrato dentro le fila della stessa sinistra, che non riesce più, come dire, a trovare neanche lei un punto di contatto interno. Ecco perché io, quando leggo, insomma, diciamo così, commenti tanto americani quanto italiani che dicono, insomma, Trump è, non dico spacciato, ma poco ci manca, è dietro tutti i sondaggi, i democratici riusciranno a riconquistare la Casa Bianca, mi faccio insomma un po' di domande e mi figuro un punto interrogativo, perché quello che si è visto questa notte e l'altro ieri notte, francamente lascia intendere l'esatto opposto. Anzi, così facendo, spostandosi sempre più a sinistra su determinate tematiche, continuando la litigiosità interna, i democratici, va da sé, non fanno che come dire, che favorire enormemente Donald Trump, il quale ha a sua volta buon gioco nell'additare i democratici stessi, come sta facendo da diversi mesi, quale una forza estremista, una forza oltranzista che vuole in qualche modo distruggere i fondamenti sociali, economici degli Stati Uniti. E questo è un tema molto importante, che la strategia che sta usando Trump, che sta adottando Trump da qualche mese a questa parte, e con ogni probabilità continuerà ad usarla anche nei mesi successivi, è una strategia che non è nuova in America. Fu la strategia utilizzata, per esempio, nella campagna per le presidenziali del 72 da Richard Nixon contro il senatore democratico, che era appunto un radicale di sinistra, George McGovern. Quella strategia si rivelò insomma molto efficace effettivamente. Per cui in questo momento la situazione volge a favore del presidente. A me sembra un dato abbastanza oggettivo, che ne possano dire i sondaggi. Da quello che abbiamo potuto vedere in queste due tornate, è ovvio che la cavalcata delle primarie è ancora lunga, ci sono molti mesi davanti e quindi nulla è in qualche modo scontato. Diciamo, la situazione potrebbe ribaltarsi anche, per cui io mi limito a fotografare quella che è lo stato delle cose ad oggi, 28 maggio 2019, e però ecco, i democratici con questi due primi dibattiti una chance almeno ce l'avevano la chance di tracciare una via per il futuro, anche flebile, ma una via per il futuro. E in questi due dibattiti non è emerso nulla di veramente significativo sotto questo aspetto. Più o meno la situazione pre-dibattito è rimasta identica a quella post-dibattito, con la ragguardevole eccezione, vi ripeto, ne parleremo a breve, di Joe Biden, che insomma resta frontrunner, resta in testa ai sondaggi ufficiali, ma che questa notte ha rimediato una pessima figura che potrebbe costargli veramente caro nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. I nuovi dibattiti ci saranno a fine luglio, quindi esattamente tra 30 giorni, e vedremo se questo tempo, se il mese di luglio risulterà, come dire, foriero di buoni consigli per i Dem, ma soprattutto vedremo se di questi 20 rotti candidati qualcuno magari inizierà a tirarsi indietro. Francamente la vedo dura che questo possa accadere entro la fine di luglio, per le ragioni che vi dicevo appunto
che vi dicevo appunto poc'anzi. I rapporti di forza interni al partito sono rimasti più o meno questi. Questi due dibattiti, anziché smuovere le acque, si sono limitati a ribadire l'esistente. E se il dibattito elettorale per le primarie non dà una scossa, non crea delle svolte politiche, diventa un problema per il partito che organizza quei dibattiti e per cui si corre all'interno della dinamica della lotta stessa per la nomination. E quindi ecco che Trump gongola per questa ragione. Trump, finché, vi dicevo, riuscirà a mantenere alti gli indicatori economici, non dico non debba, come dire, aspettarsi attacchi o essere totalmente tranquillo. Ciò nonostante, ecco, possiamo dire che grosse preoccupazioni non dovrebbe averne. Nella seconda parte, quindi, cercheremo di analizzare nel dettaglio come si sono comportati i principali candidati, i big di partito, quelli rispetto a cui vigeva una certa speranza, come possiamo dire, di successo, e vedremo che in realtà tutto questo successo non è che si sia granché verificato. A tra poco. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non
Buonasera, ben trovati da Stefano Graziosi a Comeback, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica americana. Questa sera ci stiamo occupando dei primi due dibattiti elettorali televisivi che ha organizzato il Partito Democratico statunitense mercoledì e giovedì sera. Abbiamo fatto una panoramica generale sulle motivazioni che hanno condotto i democratici a ottenere una performance eccelsa a livello di linea politica da seguire e a livello di singoli provvedimenti proposti. Nella seconda parte della trasmissione cercheremo invece di entrare maggiormente nel dettaglio dei singoli candidati, cioè come si sono rivelate le performance dei big, coloro che avrebbero in qualche modo dovuto, non dico sparigliare le carte, perché di tutto si è parlato tranne che di sparigliare le carte, ma semmai appunto di dare una linea, una guida al partito più o meno definitiva, e cosa che non si è verificata. Se volete partecipare, se volete intervenire, il numero da fare è 0266 203529. Allora, dicevamo, il primo punto che vorrei analizzare con voi stasera è sicuramente, lo accennavo poco fa, la questione dell'ex vicepresidente Joe Biden. Biden è il cosiddetto frontrunner, cioè colui che è avanti nei sondaggi e che teoricamente dovrebbe guidare la ristosa pletora di questa carica dei 20. Effettivamente, dicevamo, le rilevazioni lo danno avanti, anche i mass media per lungo tempo, per lunghe settimane, hanno sostenuto che fosse in qualche modo lui l'uomo che sarebbe riuscito a sconfiggere Trump e a riconquistare la Casa Bianca per il Partito Democratico. In realtà questa notte Biden ha mostrato non pochi problemi. Che la candidatura dell'ex vicepresidente di Barack Obama risultasse in un certo qual modo problematica, lo abbiamo già detto nelle settimane scorse, nelle settimane passate. Lo abbiamo visto perché c'è stata tutta una serie di questioni a livello programmatico, tanto nelle sue proposte economiche quanto in politica estera, che sono risultate indigeste a una parte consistente dell'elettorato democratico. Però questa notte, al di là di queste questioni che pure sono parzialmente emerse, ci sono due elementi, due fattori che forse vale la pena di sottolineare. Innanzitutto la questione dell'età. Non credo che per essere un buon presidente si debba per forza essere giovani. Ci sono stati presidenti anzianotti che anche da candidati erano tali e che insomma se la sono cavata più che egregiamente. Reagan, per esempio, quando si candidò già la prima volta nell'80, ma poi si ricandidò nell'84, i democratici lo accusavano di essere troppo vecchio, eccetera, ma lui insomma ci ha sempre riso su. Qui non è il tema dell'età in quanto tale, ma è come si regge l'età. Biden questa notte, Biden nel 1942 se non ricordo male, Biden questa notte è parso insomma abbastanza deboluccio, è parso un po' stralunato talvolta, un po' confuso quantomeno, e ha, come dire, riscontrato, io credo, qualche problema a tratti, nel senso che ha mostrato di avere poca energia, molto poca energia, e in un dibattito come quelli televisivi che si organizzano in sedi primarie, l'energia, la capacità di replica, di reazione, la capacità di inserirsi nei battibecchi e quindi di arrivare anche in questo senso alla vittoria risulta ovviamente fondamentale. Biden è stato appunto, soprattutto nella prima ora di dibattito, abbastanza monocorde, si è esposto molto poco, ha detto il minimo indispensabile, ha risposto solo alle domande, non che questo non si debba fare, però voglio dire, gli altri erano molto più scalpitanti. È vero anche che in parte questa potrebbe essere una strategia, perché il frontrunner cerca di
come dire, di tenere gli altri al di sotto di sé, però per fare questo è necessario anche un atteggiamento in parte proattivo, ecco, che il frontrunner deve mantenere. Biden, al contrario, sembrava molto, come dire, molto chiuso in se stesso sotto questo aspetto, e fisicamente, bisogna dirlo, non è che l'abbia visto proprio al massimo del suo splendore. Detto questo, a fianco al fattore anagrafico, se così possiamo dire, c'è stato un problema di attacco, di duro attacco, che l'ex vicepresidente ad un certo punto ha subito dalla senatrice californiana Kamala Harris, un profilo che, se non si può definire proprio big, però è abbastanza nota a livello nazionale, anche tra, insomma, i candidati più quotati in un certo senso a livello sondaggistico in questa tornata elettorale. Bene, Kamala Harris ha rinfacciato ferocemente a Biden le sue pregresse simpatie per alcuni senatori democratici del passato segregazionisti, e anche per essersi in qualche modo opposto ad alcune politiche negli anni 70, quando lui era senatore, finalizzate a combattere appunto il segregazionismo nelle scuole. Biden non è stato in grado di mostrare, di esprimere una replica efficace, una replica energica, si è tenuto molto sulla difensiva e si è un po' arrampicato sugli specchi, se così possiamo dire, e questo in termini di immagine è stato un fattore assolutamente deleterio. Non fosse altro che lui, in quanto frontrunner, in quanto politico si presume esperto, fa politica dalla metà degli anni 70, era in Senato dalla metà degli anni 70, è stato vicepresidente americano per 8 anni, si presumeva che, essendo questa cosa uscita la scorsa settimana, questa storia del segregazionismo, quantomeno si sarebbe dovuto aspettare che qualcuno lo avrebbe attaccato su quel fronte. Evidentemente non è stato in grado di prepararsi in maniera adeguata. Quello è stato per lui il punto più basso del dibattito. Già nella prima ora non aveva brillato, però tutto sommato si era, come dire, si era tenuto su, tra virgolette, no? Aveva resistito. Nella seconda metà invece è stato colpito e affondato sotto questo aspetto in modo eclatante. Un altro aspetto problematico che Biden ha riscontrato, questo più a livello di programma, ma insomma la differenza è minima, quando gli è stato chiesto conto del fatto di aver votato, sempre ai tempi della sua esperienza da senatore, a favore della guerra in Iraq, e anche lì Biden non ha saputo rispondere in maniera molto convincente. Ha detto che in realtà lui rivendicava quel voto, ma siccome poi Bush, quindi dava la colpa di tutto a George W. Bush, avrebbe, dice lui, abusato del potere, allora da vicepresidente si sarebbe impegnato a ritirare le truppe dall'Iraq. Peccato che quelle truppe ritirate nel 2011 furono rimandate lì pochi anni dopo, sempre da Obama, per la questione dell'ISIS, e poi lì in realtà ci sarebbe tutto quanto il grande capitolo della nascita dell'ISIS, perché è opinione abbastanza diffusa che fu proprio quel ritiro, diciamo, abbastanza celere delle truppe dall'Iraq che aveva favorito poi, in un vuoto di potere tra Siria e Iraq, la nascita dello Stato islamico. Ma poi qui ci dovremmo addentrare in meandri, insomma, abbastanza tortuosi e difficoltosi. Fermo restando però che anche in quel momento Biden ha mostrato una profonda debolezza, e questo per un frontrunner è assolutamente problematico. I sondaggi dei prossimi giorni ci diranno se il colpo è stato assorbito o meno, però resterà l'evento in sé, resterà il battibecco in sé, resterà l'incapacità di Biden, mostrata da Biden, di rispondere in maniera adeguata. Il video dello scontro tra lui e la Harris era già virale su YouTube questa mattina presto, è diventato virale molto celermente, perché di solito in America le candidature in sede di primarie si decidono sulla base di questo tipo di episodi. Basta spesso e volentieri un episodio brutto per un candidato, magari che non se l'è neanche cercato, magari un qui pro quo eccetera, e la carriera dei candidati è finita.
Gli esempi sono molteplici anche nella storia recente, inutile rimangarli, ma ci sono, non so, Marco Rubio nel 2016 con i Repubblicani, Herman Cain nel 2011 sempre con i Repubblicani, insomma casi, o Rick Perry che adesso è segretario all'energia, all'epoca era governatore del Texas alle primarie repubblicane del 2012, fece una figura pessima durante un dibattito, lui voleva enunciare le agenzie federali che avrebbe voluto chiudere per risparmiare, e a un certo punto, mentre le elencava, non se le ricordava più, e fece una figura talmente barbina che quello fu considerato da tutti, diciamo così, il momento della sua catastrofe politica. Ecco, il tempo ci dirà, e neanche troppo tempo, se l'episodio di stanotte per Biden sia una catastrofe politica. Questo è troppo presto per dirlo. Probabilmente riuscirà un minimo a riprendersi, non è detto che questo, però certo resterà come una macchia abbastanza indelebile sul suo curriculum politico, e del resto la stessa questione in sé, nella sua vicinanza passata a certi ambienti del Partito Democratico legati al segregazionismo, è un problema che una questione che con ogni probabilità la sinistra democratica continuerà a rinfacciargli. Non a caso Kamala Harris, la senatrice che ha tirato in ballo la questione questa notte, è un profilo che sta cercando proprio di intestarsi la guida delle galassie progressiste, delle galassie liberal, soprattutto di ambiente, di area newyorkese, New England, California, quindi quel tipo di partito democratico lì, che certo non ha Biden troppo in simpatia, perché Biden dal punto di vista interno al Partito Democratico appartiene al centrodestra, non ha molto a che fare appunto con le correnti della sinistra, e questo lo abbiamo potuto constatare sulla questione del segregazionismo, ma anche sulla questione dell'aborto. Biden non è mai stato un abortista incallito. Qualche giorno fa ha provato a ribadire la sua classica posizione in materia, non lo avesse mai fatto, lo hanno letteralmente impallinato dalla sinistra del Partito Democratico, e lui, c'è da dire poco decorosamente, nel giro di 24 ore ha fatto marcia indietro. Quindi capite bene che questo frontrunner è un frontrunner molto problematico, e visto che ci troviamo in in contesto di parallelismi storici, voglio ricordare che nel 2015 Jeb Bush, il fratello di George W. Bush e figlio di George Bush padre, quindi figlio e fratello di presidenti, che fece? Si trovò in una situazione in parte simile. Jeb Bush si era candidato nella primavera del 2015, anche lui frontrunner fortissimo, avanti nei sondaggi, e durante il primo dibattito elettorale che si tenne in televisione, venne annientato. All'epoca c'era Trump che lo prese proprio di mira, e non si risollevò più. Questo è un problema, ecco, quindi bisogna capire se adesso Biden riuscirà a tenere la posizione di frontrunner. È possibile che questa posizione riesca a mantenerla per un certo periodo di tempo, perché grosse alternative al momento in campo non sembrerebbero essercene, tanto più che Biden da sotto questo aspetto ha un parziale vantaggio, cioè Biden, come dire, copre da solo il centrodestra del Partito Democratico, laddove a sinistra è pieno di candidati. Questo fatto può allungargli la vita politica in un certo qual modo, può anche aiutarlo, perché comunque le correnti centriste un rappresentante lo vogliono. Allora o continueranno a puntare su Biden, oppure a un certo punto faranno in modo di toglierlo di mezzo e cercare in qualche maniera di sostituirlo. Non sarebbe neanche la prima volta, in realtà ancora chiunque può candidarsi. Il processo delle primarie inizierà a febbraio del 2020, per cui c'è ancora molto tempo per trovare eventualmente nuovi candidati. Diverso è poi capire se si tratta di candidati validi o meno. Questo è tutto un altro discorso, ma vabbè. Quindi Biden è l'elemento, diciamo, più problematico, è la novità di cui vi parlavo. Questi due dibattiti non hanno prodotto grosse novità, l'unica è questa, cioè hanno certificato la debolezza di Biden, l'hanno messa, come dire, nero su bianco, in un certo qual modo.
Gli altri big restano più o meno lì dove stavano prima. Ecco perché vi dicevo, non ci sono stati grossi guizzi, grosse novità e stravolgimenti eclatanti. Bernie Sanders ha fatto il suo, quello che ha sempre fatto nel 2016. Il problema è che, nonostante sia più vecchio di Biden ma mostri più energia, il senatore del Vermont ha una questione di programma politico elettorale che insomma è molto simile a quello che portava avanti nel 2016. Gli stessi slogan, le stesse parole d'ordine, e quindi questo è un tema che lui dovrà affrontare perché Sanders in questo momento non può permettersi di replicare esattamente negli stessi termini la campagna elettorale condotta 3 anni fa, perché lui 3 anni fa era da solo a rappresentare la sinistra contro Hillary Clinton. Oggi lui da solo non lo è più e a sinistra è pieno di candidati che scalpitano per avere il suo scalpo, e quindi è ovvio che deve in qualche modo rinnovarsi. Sta cercando di farlo attraverso la proposta dell'abolizione del debito studentesco, che è un tema molto avvertito in America, di giustizia sociale, anche se vogliamo, però non è detto che basti. Ecco, lui sta cercando di premere molto sull'acceleratore del socialismo, no? È il candidato che si autodefinisce orgogliosamente socialista, però questo poi rischia di portarlo troppo a sinistra, quindi la posizione di Biden è una posizione molto, come dire, molto precaria a tratti, perché oscilla tra un eccessivo spostamento a sinistra e un'eccessiva paradossale vicinanza a Donald Trump, perché come vi ho più volte sottolineato nel corso di questa trasmissione, Trump e Sanders su alcune questioni, penso soprattutto al commercio internazionale, alle infrastrutture eccetera, dicono essenzialmente le stesse cose. A sinistra quindi stanno cercando di levare la poltrona di candidato della sinistra appunto a Sanders, 2 donne, la stessa Kamala Harris di cui vi parlavo prima, diciamo così, colei che ha azzoppato Biden questa notte, e poi c'è la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren. La Warren è stata, diciamo così, la vincitrice, tra virgolette, del dibattito della prima sera, quello di mercoledì. Ha presentato una serie di istanze molto concrete e dettagliate, però c'è anche da dire che quel dibattito lei l'abbia vinto in buona sostanza perché mercoledì sera di rivali pericolosi ce n'erano ben pochi, anzi non ce n'era praticamente nessuno, quindi prima di definire la Warren astronascente della politica americana ce ne passa, e ce ne passa molto. Bisognerà capire, bisognerà vedere innanzitutto alla prova in un dibattito più duro di quello che lei ha sostenuto mercoledì, ma soprattutto bisognerà vederla alla prova dell'organizzazione. Le campagne elettorali americane sono tutte basate su un'organizzazione ferrea. In questo Bernie Sanders è molto avvantaggiato perché si mostrò già molto ferrato in materia nel 2016 e quindi ha, come si vuol dire, l'expertise per replicare in qualche modo nel 2020, laddove la Warren questo tipo di esperienza non ce l'ha. La Warren punta molto sul fatto di essere la candidata preparata, la candidata che sa tutto, la candidata che ha la risposta più o meno a qualsiasi problema, però poi in termini di organizzazione della campagna elettorale, di raccolta fondi, deve ancora dimostrare tutto, deve ancora dimostrare di avere la tempra, la fibra per sostenere quel tipo di campagna, che è una campagna ovviamente quella per la presidenza che a livello nazionale e non semplicemente locale, come sono le campagne per i seggi senatoriali. Lei è senatrice del Massachusetts da tempo, però ecco, le campagne per la presidenza degli Stati Uniti sono di ben altra pasta, e quindi di questo bisognerà che la Warren tenga ovviamente conto. Poi questi sono appunto i candidati più, come dire, più le incognite, e poi ci sono quelli che invece hanno miseramente fallito.
e soprattutto sono i candidati che in un certo qual modo hanno avuto la possibilità di esprimersi e di confrontarsi nel corso della prima serata, cioè proprio quella della Warren, dicevo appunto prima. Due le grandi delusioni dico rispetto al battage mediatico che li celebrava come quasi dei trionfatori in pectore, il sindaco di New York Bill de Blasio e l'ex deputato texano Beto O'Rourke. De Blasio è stato totalmente incolore, impalpabile, ha cercato in tutti i modi di imitare, di scimmiottare la Warren, di presentarsi lui come il candidato libero, il progressista della situazione, ma non ce l'ha fatta, perché rispetto alla Warren ovviamente aveva una statura molto più debole, e alla fine ha dovuto accontentarsi di qualche affermazione così, insomma, che non è che abbia proprio, tra l'altro credo che abbia anche citato Che Guevara, cosa che gli è costata in qualche modo i rimbrotti del Partito Democratico locale. Vi ripeto, il dibattito era a Miami, citare Che Guevara in Florida, dove è pieno di anticastristi, non è proprio il massimo della strategia politico-elettorale. Beto O'Rourke è questo appunto ex deputato texano che da più di un anno a questa parte in America soprattutto viene celebrato in un certo senso come un enfant prodige della politica statunitense. Però il tema qual è? Il tema è che lui già aveva fallito una volta, aveva fallito l'anno scorso, a novembre del 2018, quando era stato sconfitto per il seggio senatoriale in Texas dal senatore repubblicano Ted Cruz. Ciò nonostante, i media hanno continuato a pomparlo molto, a sostenere che sarebbe stato un ottimo candidato presidente. Obama anche, non è che gli è dato l'endorsement, ma l'ha incontrato a fine anno, cosa che è stata da alcuni quasi interpretata come una sorta di investitura. Insomma, alla fine si è dimostrato per quello che è, cioè un candidato prefabbricato, costruito a tavolino, un prodotto di marketing elettorale. Non è stato in grado di tenere una presenza anche scenica dal punto di vista del dibattito, dribblava le domande che in qualche modo gli potevano risultare scomode, evitava i confronti diretti con i rivali del suo stesso partito, anche quando lo hanno contestato o sull'immigrazione o su altre questioni socio-economiche, molto dimesso, molto titubante, insomma è stato molto deludente, soprattutto a fronte, ripeto, del battage mediatico che lo ha celebrato per tutti questi mesi. Anche lui bisognerà capire se riuscirà veramente a durare, se nel prossimo dibattito, quello di fine luglio, riuscirà ad emergere mostrando un profilo elettorale più saldo, o se si avvierà, come temo, per lui a rivelarsi l'ennesima meteora della politica americana. Quindi questa è la situazione. Il Partito Democratico statunitense, per quello che vi dicevo all'inizio della trasmissione, non gode di ottima salute, e ve lo dico a ragion veduta. I temi che vengono affrontati sono molto divisivi, la litigiosità è alle stelle, ma soprattutto candidati forti che siano realmente in grado di scalzare Trump in una battaglia per la rielezione nel 2020 al momento non se ne vedono. Io per questa sera vi saluto Roberto in regia e lascio la parola a Pierluigi Pellegrin dopo di me. Una buona serata da Stefano Graziosi. Come back. In the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Come Back. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.it.